Ma ricordi non miei. Chi sono? Bestia. Sono 100 anni. Alessio è un giovane rievocatore al Forte Tre Sassi, 2477 metri di quota sulle Dolomiti orientali, vicino a Cortina d'Ampezzo, oggi sede di un museo della Grande Guerra. Il lavoro di guida storica al museo però sembra stargli stretto e in lui si innesca una febbre interiore che lo divora, tanto che una notte, incapace di controllare le sue azioni, ruba qualcosa da una teca e scappa sul Sas d'Estria, il sasso della strega. Inizia così Ma io non sono, il film ispirato al centenario della Grande Guerra immaginato da Luigi Alberton, regista nato a Vancouver, padovano di adozione, ideatore del manifesto L'arte per l'evoluzione, che si è già messo in luce nel cortometraggio come in documentari innovativi e visionari, e del team del Centro di Ricerca Artistica Immaginario Sonoro, in collaborazione con il Museo della Grande Guerra Tre Sassi di Cortina d'Ampezzo. Il progetto è stato presentato in anteprima online e qualche giorno fa anche in una conferenza stampa ad Asolo, che ha dato il via alla raccolta di fondi per realizzare la pellicola, raccolta che avverrà anche attraverso l'innovativa formula del crowdfunding. In questo lungometraggio il nostro protagonista Alessio rivive l'incubo di una battaglia accaduta 100 anni prima, il 18 ottobre 1915, una delle 1000 battaglie dimenticate. Ed inizia un racconto su diversi piani storici temporali che infine rivelerà al nostro Alessio una verità inaspettata. Un film che per ora è solo un progetto e che verrà realizzato appunto anche attraverso un'innovativa ricerca di fondi, attraverso i canali tradizionali, ma anche attraverso internet e la rete, per coinvolgere così questi territori squassati da quel cataclisma impressionante per l'umanità che è stata la Prima Guerra Mondiale, in modo che possano condividere una riflessione che vuole rappresentare anche una rinascita dopo tanto dolore, sangue e odio. Argomenti che non si dimenticano facilmente, nemmeno se sono passati 100 anni. Il titolo, Ma io non sono, rappresenta proprio il sentimento di tutti quegli uomini e quelle donne la cui anima è stata violentata dalla guerra, che costringe figli e mariti a trasformarsi in assassini, che nasconde orrori e segreti che finiscono sepolti nelle solitudini della coscienza quando la guerra finisce e ognuno torna alla sua vita o a quel che ne rimane. La pellicola, di cui per ora esiste soltanto il trailer, aspetta solo di iniziare ad essere girata. Un progetto coraggioso per raccontare la guerra dal punto di vista dei soldati e intriso di memoria e con una chiave di lettura anche in tempo di pace, perché in fin dei conti la vita stessa è ogni giorno una continua e talvolta logorante battaglia per la sopravvivenza.